Green Pass. Da metà maggio per muoversi in tutto il paese basterà l'attestato di vaccinazione, il certificato di guarigione o un tampone negativo. Il nuovo provvedimento escluderà la quarantena per chi proviene dall'Unione Europea, ma anche da Stati Uniti e Israele. Abbiamo chiesto ai bessanesi se sono d'accordo o meno ad averlo per viaggiare. Io sono d'accordo, sinceramente siamo in un punto che ormai la quarantena è superflua, quindi sarei d'accordo. Libero, libero, tutto libero. Io credo che se siamo tutti vaccinati non credo che la quarantena sia indispensabile e necessaria. È favorevole se fanno la quarantena. È meglio che facciano il tampone e anche la quarantena, non sono 40 giorni, sono 14 giorni, per cui se hanno la voglia di andare all'estero si prendono anche le loro responsabilità e quando tornano si fanno i vaccini necessari. Penso che sia una buona cosa, dipende qual è la discriminante, perché se la discriminante diventa chi solo ha fatto il vaccino, allora è decisamente antidemocratico. Chi poi fa il tampone, ecco, anche questo diventa oneroso e impegnativo.